Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio. La posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato getti per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono. Lo lasciarono solo e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata». Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch'io ti condanno. Va e d'ora in poi non peccare più». Domenica scorsa ci siamo domandati se Dio può essere quel padre che corre incontro al figlio che ha sperperato parte dell'eredità per riempirlo di perdono, e allo stesso tempo quel padre che esce per cercare il fratello maggiore, anche egli fuori del pensiero di Dio. Sì, ci siamo detti, Dio è come quel padre che non si stanca di aspettare, di cercare, di correre verso di noi e di perdonare anche l'imperdonabile. E perché si radichi nel nostro cuore questo contenuto della fede, ecco oggi il passo in cui ci viene raccontato di una donna sorpresa in flagrante adulterio, per sentire se lui, il maestro di Nazaret, è in sintonia con la legge di Mosè che prescrive la lapidazione per colpe simili. Il passo è noto ed è stato commentato più volte. Se la Chiesa oggi ci offre questa impegnativa e scomoda pagina del Vangelo, è perché conosce le nostre fragilità e le nostre paure a credere che il Dio di Gesù possa arrivare ad un livello così profondo e così intenso di perdono. Si tenga conto che nei primi secoli questo Vangelo è stato ignorato e stralciato. Perché perdonare l'adulterio poteva diventare pericoloso per il sistema sociale del tempo. Senza contare che i legislatori maschi erano impauriti dalla parola di perdono che Gesù ha dato alla donna. «Donna, neanch'io ti condanno, va e d'ora in poi non peccare più». Ma Gesù sa come siamo fatti. Conosce non solo i pensieri, ma anche il cuore di chi lo interroga, e sa molto bene che condannare solo la donna significa mandare un messaggio forte di appoggio al maschilismo allora dominante, ma anche al diritto di proprietà sulle donne di maschi che scrivono e applicano le leggi sempre a loro favore. Per Gesù le cose non stanno proprio così. Intanto l'adulterio coinvolge inevitabilmente due persone. Allora possiamo domandarci: ma perché a lui conducono solo questa donna?
perché solo la donna deve essere condannata e lapidata? Ma se il maschio, fanno capire gli scribi e i farisei, deve essere capito, compreso e forse anche perdonato, perché non si può usare la stessa misura anche per la donna? Severi con gli altri e permissivi con se stessi. È questo il metro di misura dell'uomo vecchio, dell'uomo che non fa esperienza di Dio. Gesù vuole cambiare il nostro modo di guardare il mondo e di giudicarlo, a cominciare dal fatto che il Dio di Gesù non condanna mai nessuno, nemmeno chi sbaglia. E così facendo ci educa da un lato a non condannare il fratello che esce dalla retta via, dall'altro, ecco la buona notizia di oggi, a non condannare se stessi per fragilità, errori che ingiustamente riteniamo imperdonabili. Quante ansie, quante nevrosi, quanto stress ci genera l'incapacità di accogliere le nostre fragilità e alcuni nostri errori. Quanta rigidità si annida nel nostro cuore prima di imparare che chiedere perdono a Dio vuol dire anche esercitarsi a perdonare se stessi. Ma c'è un secondo messaggio liberante che proviene da questa pagina del Vangelo. Nel condurre a Gesù solo la donna colta in adulterio, scribi e farisei rendono visibile la fragilità e la pericolosità del pensiero semplice. Oggi diremmo del pensiero liquido. Si condanna la donna alla lapidazione e così la legge di Mosè è rispettata ed è anche un esempio per le altre donne in cui il maschio deve in qualche modo primeggiare. L'invito di Gesù è invece un invito a scendere in profondità per imparare a prendere le distanze da quel modo ingenuo, semplicista di guardare la storia per assolvere se stessi, che è un modo falso e nocivo per tutti. Se ci sono in strada delle donne che vendono il loro corpo, è perché su quella stessa strada ci sono uomini che lo vogliono comprare. Quanti uomini in giacca e cravatta intraprendono quel triste turismo sessuale che li porta lontano da casa per acquistare prestazioni sessuali da ragazze o giovani donne costrette a quel commercio per sfamare se stesse e i loro figli. Condannare la donna e assolvere l'uomo che paga è la peggiore delle ipocrisie. L'uno e l'altra sono dentro una povertà affettiva, economica, relazionale e umana che necessitano di aiuto, di misericordia, di ritrovare la propria umanità libera e liberata. Anziché condannare la donna o l'uomo, Gesù vuole aiutare lei e lui a riprendere il cammino in piena fedeltà all'amore e alla propria verità. La vita sessuale è una cifra dell'amore. Con il suo perdono Gesù ci aiuta a saldare noi stessi, dentro di noi, le tante dimensioni della vita perché arriviamo all'amore adulto
vero e completo. Buon cammino verso la Pasqua ormai prossima. Caro Gesù, quando ho sentito in chiesa che ti sei chinato e ti sei messo a scrivere le dita col dito per terra, ho pensato che allora i nostri nomi non sono scritti solo nel cielo, ma anche sulla sabbia. E per tutta la domenica mi sono tenuto dentro questo piccolo accostamento tra cielo e sabbia. Mi domandavo, forse quando hai visto che tutti condannavano quella donna, hai guardato in alto, in cielo, hai verificato se il suo nome era scritto là dove regna la gioia. Hai cercato il suo nome nei tuoi registri e una volta trovato l'hai copiato e scritto sulla sabbia, per farle capire che tu non condanni nessuno, per aiutarla a non sentirsi sola, per dirle che tu ti chini su tutti noi per educarci a cambiare, per insegnarci a non giudicare mai. Sei forte, Gesù. Scrivi anche il mio nome sulla sabbia. Grazie.